Marco Sgaravati, tu rappresenti l'Uruguay, sei qui proprio per i giovani veneti nel mondo a nome dell'Uruguay, una nazione interessante, non conosciutissima, che però ha una grande realtà di veneti presenti da tanti anni, no? È vero, siamo un paese molto piccolo, 3 milioni di abitanti, un po' di discendencia veneta, non tanto come l'Argentina o come il sud del Brasile, ma siamo molto lavoratori veneti per la regione. Siamo non tanti giovani, però lavoriamo tutti insieme, lavoriamo tanto per la cultura come altre attività più importanti nel sport, calcio, balmano, basket. Facciamo un campionato di italiano all'estero, non tan solo del Veneto, sino che anche di altre regioni, giochiamo tutti insieme, andiamo a Argentina, andiamo a Brasile. Dimmi una cosa Marco, ma ad esempio mangiate ancora ad esempio dei piatti veneti, li fate ancora con tradizione questo a casa? Sì, si fa il radicchio, si fa la pasta, si fa tutto. Mio papà è nato qua a Padova e si mangia tutto. Una volta al mese tutta la collettività veneta si fa una cena più grossa di comida tipica veneta. Quindi c'è ancora questo grande attaccamento al Veneto, insomma. Corretto, corretto, sì. E siamo veneti di cuore. Attualmente, ecco, dimmi una cosa, ma per i giovani veneti come te che sono arrivati là e si stanno creando un futuro, quali opportunità trovano in questo